però sono molto felice di stare in questa libreria bellissima, sono felice di stare a Vico Equense, dove ho presentato in passato un libro, ma dove mio padre ha passato gran parte della sua professione di ingegnere in una terrazza abbagliante, bellissima, in una casa molto bella che so dov'è, adesso non ve la so dire, ma ci so andare, dove ho inaugurato il museo mineralogico, dove hanno presentato il mio film. Insomma, sono molto felice di stare qui con voi. Grazie di essere qui. Grazie. Ma ho idea che non funziona. Arriva il 17. Allora aspetta, fammi continuare. Allora voglio anche ringraziare Carlo che mi ha coinvolto in questa avventura con voi, e voglio ringraziare i maestri, il maestro, la signora cantante che adesso ci canterà. Prima vorrei leggere, no? Ah, prima? Allora, d'abitudine io ho presentato questo libro tante volte e me l'hanno presentato nei teatri, nei grandi teatri in tutta l'Italia, e me l'hanno presentato nell'ordine Carla Fracci, Renzo Arbor, Marisa Laurito, il premio Oscar Piero Tosi, insomma tanti altri. Però d'abitudine c'è stata sempre una cantante o un cantante che ha cantato una o due canzoni, e soprattutto c'è stata sempre un'attrice che tutte le volte ha letto la prefazione che mi ha dedicato Lina Wertmüller, una regista che adesso saprete a 90 anni ha avuto l'Oscar, con la quale ho fatto 5 film con Sofia, ma insomma cose piccole, cameo, perché poi come avete sentito io a soli 21 anni mi sono sposata, ho lasciato il teatro, ho rinunciato a 12 commedie in televisione con Edoardo, ma sono stata molto felice di avere le mie 2 figlie che adoro. E allora adesso c'è la lettura da parte di questa meravigliosa signora che ha scritto Lina Wertmüller, dedicata a me, che apre il libro. Roberto De Simone ha ragione, come quasi sempre. Di Giuliana ce ne sono almeno 4. Giuliana, Giulianella, la Gargiulo e la signora Gargiulo. E tutte e 4 ci sono care. Non solo a noi che amiamo Napoli dall'estero, voglio dire da Roma, ma anche e soprattutto ai napoletani. La sana, umana, disperata invidia, passionale più che l'amore, caratteristica dei napoletani, misteriosamente questa livida passione non ha mai lanciato i suoi tentacoli contro la nostra Giuliana. Non mi è mai capitato di sentire male di lei, non una critica, non una velenosità, quando lei arriva elegante, sorridente, mercuriale e curiosa, solare e ammiccante, nei 1000 luoghi del mondo e di Napoli dove la sua prorompente simpatia la porta, ho sbagliato, dove la sua solare e ammiccante, nei 1000 luoghi del mondo e di Napoli dove la sua curiosità la porta, riti pubblici o privati, prime o cerimonie. Brava Giulianella per questo tuo girovagare nella vita tua e degli altri, per regge e vicoli, cattedrali e quartieri, per questa tua bella natura di zanzarina curiosa che fa fare anche a noi delle belle passeggiate tra quanti ci sembrano veraci, vitali e simpatici come te, Giuliana. Grazie, sei brava, grazie molto. Cari amici, vi voglio presentare i compagni di viaggio di questa avventura. C'è la nostra carissima Carmen Matarazzo, presidente dell'Associazione Achille Brasile. Un po' io e lei facciamo buonasera all'amica della filata che è arrivata adesso, la presidente della filata. Volevo dire che io e Carmen facciamo un po' la stessa attività di volontariato culturale. Io a Sorrento, in penisola, lei a Castellammare. Abbiamo tanto da fare, soltanto nel nome del piacere di riunirci tutti insieme, amici, conoscenti, uniti da questa passione per la cultura, per la conoscenza, e diventa anche un modo di sentirci più vicini attraverso le parole della poesia, della letteratura, dell'arte, del teatro. E stasera quindi celebriamo questo rito in questa bellissima libreria così accogliente, così umana, il rito di stare insieme a una personalità che nella cultura ha fatto la sua ragione di vita. Voglio ringraziare i nostri graditissimi artisti, attrice e cantante Rosalba Spagnuolo e il marito Franco Cesarano, una coppia che da tanto tempo lavora per studiare
e per rivitalizzare la cultura della musica partenopea. È un lavoro di ricerca ma anche di creazione, perché il compositore Franco Cesarano ha anche all'attivo delle canzoni inedite scritte e musicate da lui. E voglio ringraziare il nostro media partner Michele De Angelis di MDA Communications, dirette web e Facebook attraverso il suo canale, e non mi resta che dare la parola alla mia amica Carmen. Allora, buonasera anche da parte mia, però penso che cominceremo con una canzone. Sì, sì, Cosa È canti? una Cosa canzone che canti? piaceva tanto a Eduardo. La Per preferita. Bocchia di ragionare, era proprio la sua preferita. Lucente che le stelle, sonnire che dormire, so come ti sospira, ogni sospiro è cosa, ma te lo fuoco rosa, è come tra son piede, non guarda che ricette, e chi mi può scordare, vuoi che ragionare, senza parlare, senza parlare, a me guardata sì è stata un po' come dire, come vuol dire, come vuol dire. Sogni che splendette e la vado lucente, so come seta fina, sull'occhio concettina, sempre che tengo in mente, ci trova sentimento, perché ci sta bellezza, che guarda la carezza. E chi lo può scordare, occhi che ragionare, senza parlare, senza parlare, a me guardato sì è stata una boca, come righi, come vuol dire, come vuol dire. Sciure florati rose, montagne tanta rose, la più bella guagliona, si è ricca ma appassiona, è tutta simpatia, è tutta vita mia, ma giovane rovina, sull'occhio e concettina. E chi lo può scordare, può chiedere ragionare, senza parlare, senza parlare, a me guardate sì è stato un po' come righi, come vuol dire, come vuol dire, come righi, come vuol dire, come